Eccoci qua, risveglio in Malga Pramosio dopo una notte direi passata in tutta tranquillità, cullati dal vento della montagna. Ci aspetta oggi la settima tappa. Sarà una tappa, Davis sarà contento, un po' più tranquilla perché dopo 7 giorni di cammino va bene anche darsi un attimo una calmata, come si suol dire. Quindi ci aspettano 540 metri di dislivello tra la salita alla Sella Cercevesa, che è proprio lassù, e la successiva risalita della dorsale meridionale della Quest'Alta, per poi planare verso il rifugio Fabiani, che sarà il posto tappa e dove dormiremo questa sera. Quindi ci vediamo lungo il percorso. Ciao! Ci siamo quasi, finalmente il valico di Cercevesa, la Sella. Lasciamo la valle del But e ci buttiamo a capofitto nella valle del Chiarzò. Altri scenari totalmente diversi ma incredibilmente spettacolari. Questa è una delle zone veramente più selvagge delle Alpi Carniche. In questo anfiteatro di verde, eppure tempo addietro qualcuno in questo nulla aveva trovato un posto per portarci le armenti, le mucche. Veramente un posto aggrappato alle pendici della Quest'Alta e dello Scarnitz. Era una vecchia casera quella lì. Chiare, fresche, dolci acqua che ci rinfrescano la salita solata. Che bello! Il lavoro della natura in milioni di anni si è scavato la via verso il mare Adriatico, ma è lontano il mare. E ce l'ha stoppata noi la via. Ce l'ha stoppata noi la via. Adesso faremo un tuffo. Siamo praticamente all'apice della salita della nostra giornata. Adesso è uscito anche un camoscio proprio dove passeremo noi là. Non so se si vede con la camera. Comunque sia, sentiero che ti porta in un posto stupendo di una wilderness estrema. C'è da dire però, e questo ve lo do come consiglio, che un'applicazione con il GPS non sta male, perché in caso di nebbia o comunque nel periodo estivo tende questo sentiero a inerbirsi e potrebbe essere difficile da seguire, ecco. Quindi nel dubbio basta un'app col GPS.
forcella delle Crete Rosse, siamo sotto la Questalta, ancora ricordi di un secolo che escono qua. Tutta la zona era trincea, era baraccamenti per tutta la linea del fronte. Qua c'è qua dietro una galleria, ma poi i soldati stavano su tutta la linea. Sono vicende queste che non vanno dimenticate e ce le racconta nel dettaglio il nostro storico di fiducia, Marco Pascoli. Il Monte Questalta rappresentò un caposaldo di significativa valenza operativa per l'esercito italiano. Da lassù, infatti, le forze del Regio Esercito potevano da una parte dominare un settore significativo dell'alta valle del Gaila austro-ungarica e quindi una parte delle mulattiere, delle vie di rifornimento che l'esercito imperiale utilizzava per raggiungere le proprie linee in questa area. Dall'altro versante, il Monte Questalta rappresentava, sul piano più spiccatamente tattico, un'altura che si prestava molto bene a garantire la difesa dell'Alto Chiarzò e difatti venne potentemente fortificata dall'esercito italiano che, alternando vari reparti, lo tenne fino ai giorni della ritirata di Caporetto. Gli austro-ungarici tentarono 2 volte l'attacco al caposaldo del Monte Questalta, nell'estate del 1915 e nel settembre dello stesso anno. Entrambi gli attacchi fallirono miseramente e con gravi perdite per le forze austro-ungariche. Ed eccoci, siamo arrivati in fondo alla tappa, Rifugio Fabiani, che ci accoglie in una splendida giornata di sole, oggi proprio top. Ci abbiamo impiegato circa 4 orette, i pezzi precedenti li avete visti. Questa è la conca in Peccoli Chiaula, posto decisamente fuori dal mondo, ma un posto bellissimo, veramente stupendo. Buonasera, io sono Nino. E io sono Tiziana. Gestiamo il Rifugio Fabiani dal 2018, abitiamo a Paularo, lei è una paularina doc e io sono di origini sarde. Mi diranno come mai sono andato lì a gestire un rifugio in alta montagna quando potevo gestire qualcosa vicino alle spiagge, ma l'amore per la signora che mi affianco e l'amore per la montagna ci ha portato lì a gestire il Rifugio Fabiani in Peccol di Chiaula Alta, chiuso da alcuni decenni, quindi abbiamo deciso di fare questa scommessa con il Rifugio Fabiani. Gestire il Rifugio Fabiani è una cosa molto ma molto impegnativa, in quanto priva di ogni accesso per gli automezzi. L'unico mezzo che usiamo noi è una motocarriola che ci permette lì di portare i viveri in quota. Non è semplice anche dal punto di vista, diciamo così, di struttura, problemi di corrente elettrica, problemi di acqua, problemi di qualsiasi genere ci portano a una gestione che non è facile. Prima che si chiamasse Rifugio Fabiani, qua era la malga di Peccol di Chiaula Alta, che era gestita da privati e verso gli anni 60-70 la regione decise di acquistarla. La forza maggiore di questa struttura la fa mia moglie con i suoi piatti che adesso andrà a raccontarvi. Come cucina abbiamo un menù abbastanza vario, anzi forse anche troppo, però va bene così.
Partiamo con i gnocchi fatti a casa, vengono conditi o con la ricotta locale, il ragù e la selvaggina, il succo di selvaggina. Poi il piatto forte sono i ripieni alle erbe spontanee che vengono tutti raccolti in alta montagna, al formaggi Frank e noci e con ripieno di selvaggina. Come secondi abbiamo la classica polenta e fricco, il fricco fatto con le patate con i formaggi sempre locali, il goulash, il cervo, sempre con la polenta, e il piatto forte sono i cappucci conditi con le cicciole, gli affettati nostrani sempre fatti da noi e i formaggi sempre locali. Come dolci abbiamo la crostata, lo strudel e i famosissimi chiarchons di Paularo, le varie grappe sempre fatte da noi e basta. Se siete di passaggio nella traversata carnica, vi aspettiamo nel nostro rifugio Fabiani. Ciao! Allora, piccole pillole che possono essere utili anche sulla traversata carnica, ma non solo, per evitare di portarsi dietro nello zaino troppe magliette, troppi ricambi. Specialmente d'estate si può sfruttare una saponetta, tutte le fontane che nei rifugi bene o male ci sono, nelle malghe, e fare come facevano una volta le nostre nonne: lavarsi i panni al pomeriggio, tanto il sole che c'è poi li asciuga bene, e così con un paio di magliette nello zaino facciamo tutta la traversata carnica e ci evitiamo di portare chili e chili di cosa inutile. Ok?